Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Veneto 1 con voi, ben ritrovati. Rapine, omicidi, bische clandestine, traffico di droga. La Mala del Brenta per 20 anni ha segnato il destino criminale del Veneto, ma non solo, dell'intero nord-est. Un nome su tutti, Felice Maniero, ex boss pentito, meglio collaboratore con la giustizia, che ha mandato in carcere e ha fatto condannare decine, centinaia di persone. Tra i componenti della Mala del Brenta c'era anche Giampaolo Manca. Come Felice Maniero è nato nel 1954, a 65 quasi anni, ma a differenza di Felice Maniero, a differenza di Faccia d'Angelo, è stato in carcere per tantissimo tempo, 36 anni, anzi 36 anni, 8 mesi e 2 giorni per la precisione. E in carcere qualcosa è successo. Ora Giampaolo Manca non è più il criminale di un tempo. Ha scritto un libro, anzi ha scritto 2 libri, uno è appena uscito, uno sta per uscire, ma la sua storia, una storia incredibile che ora conosceremo, diventerà anche la trama di un film, Il Doge veneziano. Anche di questo ne parleremo. All'inferno e ritorno, questo è il titolo di un libro, del primo libro scritto in carcere. La sua autobiografia è un caso editoriale, ha venduto tantissimo, uno dei libri più venduti in questo anno. Abbiamo il piacere di avere qui con me ospite in studio Giampaolo Manca, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno Giampaolo. E intanto grazie a lei di avermi dato questa opportunità e sono a sua completa disposizione. Allora, se aspettava un così grande successo, che questa sua storia, questo suo libro potesse interessare un pubblico così vasto? Devo essere sincero, no, assolutamente, anzi ho sempre detto che io non sono assolutamente uno scrittore, anzi tantissime carenze nello scrivere, però ho scritto di getto nell'ultimo anno di detenzione nel carcere di Rimini, una sorta di medicina, ne avevo bisogno di esternare, buttare fuori, e quindi ho scritto circa 4.000 pagine e lei ha detto prima sono 2, invece mi perdoni, sono 4 i libri, e sì, appunto questo è il primo che è stato pubblicato, il secondo a maggio e poi nel tempo gli altri 2. Senta Giampaolo, partiamo dall'inizio. Lei nasce a Venezia, il padre delle forze dell'ordine finanziarie, la mamma che gestisce un hotel importante in centro, una famiglia numerosa con fratelli, un fratello gemello con il quale ha un rapporto particolare, una famiglia benestante, diciamo. Però il piccolo Giampaolo ha dentro di sé un istinto, no? Che lo porta a non rispettare la legge fin da piccolo. Perché? Ma più che non rispettare la legge era una sorta di ribellione per come nostro padre ci trattava. Il nostro padre è stato un padre padrone, molto violento, e quindi cosa è successo? È successo che abbiamo iniziato a conoscere subito la strada per sfuggire alle botte. Mio papà, purtroppo, dico oggi, picchiava anche la mamma. Mio padre, il papà di mio papà, mio nonno Giovanni, uomo dell'800, ha usato con mio padre il stesso metodo che ha usato con noi. Mio padre è un uomo delle forze dell'ordine, come lei ha detto, e lui pensava che insegnarci in quel modo, con le botte, pensava che di indirizzarci nella vita, invece ha fatto tutto l'incontrario. Quindi quel male che abbiamo ricevuto da bambini, poi con il tempo è rimasto dentro, e quella violenza poi... Senta Giampaolo, il primo furto importante sa molto di un'impresa epica, no? Questo assalto, questo colpo allo yacht con il furto del motoscafo dell'allora uomo più ricco del mondo, Onassis. Cosa è successo? Ma guardi, ricordo che, faccio un piccolo passo indietro. Allora, in quei periodi, già io e Fabio, il mio gemello, eravamo innamorati delle barche, come i bambini in terraferma hanno la bicicletta, noi le barche, noi veneziani. E una sera dissi a mio fratello, sai che c'è lo yacht, il Cristina, al Ponte della Salute?
ma che ne dici se andiamo a rubarlo? Mio fratello mi disse: sei impazzito? Ma dai Fabio, proviamo a portarlo via, così domani i giornali ne parlano. È stato un gioco. In quel periodo c'è stata una grandissima festa a Palazzo Carezzonico in maschera, dove vennero tutti gli attori di Hollywood, Richard Burton, Elizabeth Taylor, i più grandi, e quindi proprio in questa occasione arrivò anche Jean-Claude Kennedy, l'ex moglie del defunto presidente americano John Kennedy, e in quel momento era la sposa di Onassis, e siamo andati alla salute, erano le 2:30 di notte, abbiamo visto sto panfilo enorme oltretutto, e lì abbiamo capito che non potevamo portarlo via, però c'era il tender, no? Tender si chiama, c'era un Riva stupendo, un Riva, adesso mi sfugge il nome, comunque ci siamo guardati d'intesa io e Fabio, ci siamo buttati in acqua e abbiamo preso sto Riva e siamo rimasti tutta la notte, e poi dopo, finito i nostri giretti, l'abbiamo lasciato alla riva, il Riva, nemmeno farlo apposta, fa anche rima, e così, ecco, una delle imprese un po'... Senta, poi lei, che aveva anche la passione per la musica, ruba, no, tra i clienti dell'albergo di sua mamma i travel check per comprarsi una batteria, ma al di là delle botte del papà, forse sua mamma, che era indubbiamente diversa dal marito, cioè da suo padre, gliele avrebbe comprata forse la batteria, se glielo chiedeva, no? Guardi, mia madre, io, tra virgolette, ero il più ruffiano, sapevo come prenderla. Però quel giorno mi disse di no: mamma, vorrei comprarmi la batteria da Ivo Regazzo. Mi ha detto un no categorico. Ecco il momento della ribellione. Ah, non me la compri? Non me la compri? Mi arrangio io. E come dice lei, come ha spiegato bene, mi sono intrufolato dentro una camera d'albergo di questi americani, rubai un blocchetto di travel check da $100, mi ricordo. Siccome io andavo alla Cassa di Risparmio di Venezia a portare la valuta, quella volta il cassiere non ci ha fatto caso, ha detto sì, sono i soldi soliti, no? Che porta Gianni anzi. E lì cambiai questo blocchetto di travel check, andai da Ivo Regazzo, mi comprai la Premier, stupenda, bianca, e lì mi sono dato alla musica. È stato il mio primo amore. Nel suo libro ci sono tante persone importanti per lei nella vita, e le conosceremo in questa nostra chiacchierata. Lei è un ragazzino quando muore Lollo Duval, un personaggio incredibile, amante del bello, dell'arte, dei vetri, suo fratello. Lei ha anche scritto che se Lollo non fosse morto, forse lei, Giampaolo, non sarebbe diventato un delinquente. Perché? Mio fratello... Allora, quando io mi ricordo anni addietro che gli accoliti di Felice dicevano è stato il nostro faro, io posso ben dire che mio fratello era stato il mio faro, ma non certamente per fare quello che abbiamo fatto noi nel tempo. Mio fratello era una persona speciale, io lo amavo profondamente, e quando parlo di lui, come lei nota, ho sempre una ferita. Ecco, mio fratello era meraviglioso, quindi cercavo di imitarlo, ecco. Non certamente, mio fratello è una persona onestissima, un gran lavoratore, purtroppo poi è venuto a mancare, e lui certamente non sarebbe stato uno di quelli che mi avrebbe insegnato a essere un criminale, anzi, mancato lui, ecco, ho perso una guida. E poi, crescendo con l'età, arriva il primo colpo importante, un colpo che è diventato anche storia criminale a Venezia, no? Su commissione di un ricco inglese, lei di fatto ruba un quadro importante, un Bellini, ma anche altre opere all'interno di una chiesa simbolo di Venezia. Un colpo che le frutta davvero tanti soldi. Com'è andata quella notte? Dunque, io ero giovane, avevo circa 17 anni, già di me si parlava perché ero, diciamo, tra virgolette, coraggioso, ecco. E mi fu offerto di partecipare a questo furto e mi chiesero di chiudermi nella chiesa di San Giovanni Paolo, una delle chiese, io dico oggi, secondo il mio punto di vista, la più importante, perché c'è la storia, lì ci sono i dogi, e quindi sa, certo c'è la chiesa di San Marco, però come storia, secondo il mio punto di vista, San Giovanni Paolo è ancora più importante. Detto ciò, mi rinchiudi dentro una cassapanca e ricordo che ci fu un fatto, oggi da ridere, a quel momento no, mi stavano scoprendo, ecco, arrivò una suora, aprì la cassapanca, io diventai piccolissimo, eccetera eccetera, e attesi alle 12, cioè alle 24,
aprì i miei complici, i miei amici, e iniziamo la razzia, portammo via 3 Bellini e 3 Vivarini, e lì diciamo inizia... Poi un grande clamore mediatico, questo furto, tanto che l'inglese non vuole più i quadri perché dice a questo punto ha paura, ma i 100 milioni ve li dà lo stesso. Certo, ci dai 100 milioni. Ma lei con 100 milioni che cosa faceva? Beh, con 100 milioni poi sono diventato, tra virgolette, anch'io uno di quelli importanti nel seno della malavita, e quindi facevo quello che facevano loro. Grandi, i negozi delle firme, eccetera. Volevo imitarli, dai, parliamoci chiaro. E così inizia tutto. A 17 anni. A 17 anni. E a 17 anni conosce anche una parola che l'accompagnerà spesso, no? Sono nato per averla subita, cioè il tradimento. Finisce in carcere perché fondamentalmente un suo complice la tradisce. E lei finirà molto spesso nella sua carriera criminale in carcere perché tradito da qualcuno. Sì, certo. Io ho conosciuto il tradimento già da ragazzo, avrei dovuto capirlo. Purtroppo non l'ho capito, e quindi man mano che la mia vita andava avanti, diciamo, non ho trovato delle persone che la pensavano come me. Oggi dico che è tutto sbagliato, però io quando a quei tempi ero quello, e quindi il tradimento per me era una cosa... Lei non ha mai, ai processi, non ha mai tradito, non ha mai fatto i nomi dei complici di nessuno? No, guardi, io spesso dico che il tradimento in sé, a prescindere che tu sei un criminale, un malavitoso, ma anche nel seno della società, cioè come lei oggi mi sta dando fiducia, io sono da qui da lei, e magari dietro sto facendo dei traffici di droga, eccetera. Ecco, per portarle non si può tradire, e almeno io la vedo così. La storia dice, io mi sono fatto il carcere perché ho ritenuto che non dovevo farlo. Non sono un irriducibile, ma non ho ritenuto di farlo, ecco qua. È una cosa mia dentro. Dopo i quadri iniziano anche le rapine, una delle più importanti in Svizzera, alla Rolex, sì, con un bottino da 300 milioni da spartirsi con i complici. E 1973 un altro arresto, no? Sempre per il furto dei quadri commissionati dai contrabbandieri di Venezia. Sì. Lei conosce anche l'isolamento, e in carcere un'altra di quelle persone che cambiano la sua vita, Cocis, Silvano Maestrello. Ma chi era Cocis? Chi era Silvano? Silvano era un bambino che ha subito violenza come l'ho subita io, e Silvano ne ha passati di tutti i colori. Ma la cosa brutta è che poi le violenze che subiva le subiva anche dal popolo. Perché questo? Perché Silvano, purtroppo, con tutto il rispetto per sua mamma, voglio precisare questa cosa perché anzi io l'ho conosciuta, Silvano era additato come un figlio di buona donna, ecco. La mamma ha avuto 9 figli da dei padri sconosciuti, e quindi si immagina la gente, veniva additato come quello, il figlio di. E Silvano di questa cosa ha sofferto tantissimo, glielo garantisco. E con Silvano c'è stato un rapporto di amicizia al di là di quello che abbiamo fatto assieme, però io lo amavo come un fratello, e quando è stato ucciso, per me è stato ucciso un mio fratello. E forse Silvano al di fuori dei legami di sangue, dei legami familiari, è stata l'unica persona della quale lei si è sempre fidato. Sì, indubbiamente Silvano... E che non l'ha mai tradito. No, lui non era il mio complice, lui era il mio amico, che è ben diverso. Con il complice fai delle cose, poi si spartisce, una da una parte e una dall'altra, ecco. Quello che è stato con Maniero, ecco, che magari poi dopo ci arriviamo, invece Silvano, il mio rapporto con Silvano era un fratello, a tutti gli effetti, come amavo Fabio, mio gemello, io amavo Silvano, quindi mio fratello. Con Silvano Maestrello e anche con Paolo Boghi inizia anche un giro al di là del Veneto, no? Per rapinare gioiellerie, pelliccerie. Fate anche un colpo ad Amsterdam. Certo. Un colpo che frutta tantissimo, anche se lei non scrive quanto vi ha fruttato, ma se lo ricorda. Molto. Quei tempi là
tanto non è che abbia una grande importanza, però parliamo di qualche miliardo a quei tempi. È stata una cosa eclatante. Però questa volta, se con 100 milioni si comprava vestiti, griff, capi firmati, con qualche miliardo cosa si è comprato? No comment. Senta, eravate anche pronti a ingaggiare un conflitto a fuoco con la polizia, con le forze dell'ordine, nel senso che giravate armati? Sì. Eravamo già a quei tempi armati perché insomma dai, parliamoci chiaro, si capiva che poteva accadere che potevamo essere uccisi e quindi noi non volevamo essere uccisi. Non è una giustificazione, guardarla così, loro sono lo Stato, devono difendere la collettività, eccetera, eccetera, però... Senta, le armi dove le trovavate? Ma guardi, non c'erano difficoltà perché o nelle Con i armerie, miliardi si fa tutto. ma sì, non c'era proprio questo problema, ecco, anzi, non era difficoltà averle. Senta, questa prima parte della sua carriera criminale l'ha caratterizzata anche come, se vogliamo, una sorta di Robin Hood, nel senso che voi aiutavate anche dal punto di vista economico Certo. chi stava in carcere e magari anche qualche secondino, no? Non solo per agevolare, eccetera, Bravo. ma magari perché comunque anche loro erano figli del popolo, per così dire. Ha detto bene, guardi, era, tra virgolette, era una famiglia, ecco, diciamo una famiglia, nel senso che quei tempi là c'era fame, non si stava bene, e quindi togliendo ai ricchi, qua non voglio dire che ero Robin Hood, però nel nostro animo era quello, cioè anche gli agenti venivano aiutati o perché avevano sto stipendio da fame e avevano dei bambini a casa, eccetera, eccetera, insomma, dai, si faceva, non era una corruzione, ecco, vera e propria, come magari potrebbe essere al giorno d'oggi, appunto, e quindi lo facevamo col cuore, sia i nostri amici, i compagni in carcere, ma soprattutto poi dobbiamo dire anche, perché è doveroso dirlo, ma non per me, per portarmi alla luce, no, perché voglio far capire che Silvano era un benefattore. Senta, i secondini avevano stipendi da fame, erano figli del popolo, però lo erano anche i poliziotti che vi davano la caccia, i carabinieri, e nei confronti dei quali voi eravate pronti a sparare, però. Sì, però vedi, un conto è che con il poliziotto non ci vivi, in carcere ci vivi, e quindi eravamo 24 su 24 con loro e di conseguenza nasceva anche un rapporto al di là, cioè che lui mi chiudeva in cella, però comunque sia c'era un rapporto. Invece i poliziotti, lei mi insegna che il poliziotto ti rincorre e cerca di arrestarti, noi non volevamo essere arrestati e quindi poteva accadere che ci sparavamo a vicenda, è accaduto altre volte, quindi... Senta, nel 1974, quando lei ha 20 anni, nasce Armando, suo figlio. Lei ci ha parlato prima di suo padre. Suo figlio ha 45 anni adesso, lei ne ha trascorsi 36 in carcere. Ma che tipo di padre è stato ed è Giampaolo Manca? Se mi permette, posso dire che è stato comunque un padre assente. No, lei dice bene, certamente io non posso dire di essere stato un bravo papà, perché la cosa giusta era che io stassi con mio figlio, in malora anche i soldi, le cose grandi, eccetera, eccetera. Quindi oggi, a 65 anni, capisco che non sono stato un bravo papà, certamente, ha ragione lei. E grazie di questa domanda. Torniamo a Silvano Maestrello, a Cocis. Lei lo ha aiutato anche in un'evasione, mi sembra ricordare fosse in carcere a Treviso con dei seghetti all'interno dei vestiti. Quando è stato ucciso in quel modo, lei ha anche scritto una lettera al poliziotto che ha sparato. Che cosa scrisse? Allora, vorrei fare un passo indietro. Allora, io ero scappato dal soggiorno obbligato, io nel 75 fui appunto A Battipaglia, a il soggiorno Battipaglia, obbligato. esattamente, fui mandato via per 3 anni e quindi appena arrivai scappai, dopo 2 giorni scappai dal confino perché non mi stava bene, ero giovanissimo, poi è stato il momento, diciamo, cruciale della mia vita perché
In quel momento io lavoravo in Piazza San Marco, facevo l'intromettitore, cioè stavo in qualche modo ricalcando la strada di mio fratello Armando, quello deceduto dalle fabbriche. Quindi ero entrato in quell'ambiente e avevo un progetto, avevo dei soldi da parte, volevo comprarmi una fabbrica a Mulano e ho iniziato a lavorarci. Però poi cosa è accaduto? Con le nostre avventure di Silvano e di Bobo, la polizia non si è scordata, la magistratura nemmeno, e quindi arriva questa mazzata, perché Armando aveva appunto 1 anno, e devo partire a Battipaglia, e così. Io lì veramente mi sono arrabbiato, ho detto no, intanto scappo, poi se mi prendete mi riportate, e così avvenne. Però io vi giuro, quando torno a Venezia faccio una banda e metto a ferro a fuoco, perché non era giusto, perché io avevo 20 anni, non ero un criminale, avevo fatto delle cose certamente anche gravi, però ritenevo che era non sbagliato. Datemi 5 anni di sorveglianza speciale, mi controllate, datemi alle 7 che vado a casa. Lì mi sono sentito morire, e da lì sono diventato anche cattivo, perché mi creda, stavo veramente per ritornare nei miei passi, stavo diventando una persona per bene, un lavoratore, ma non mi è stata data questa opportunità, e quindi mi sono arrabbiato davvero. Durante un'evasione, una fuga di Cocis, ad attenderlo fuori dal carcere c'è anche Felice Maniero. Sì, dunque, felice quella volta, perché? Allora, c'era Costante Carraro, detto il Cesma, ed era amico degli zii e il papà di Felice, Ottorino. E Costante mandò a dire fuori se Felice poteva andarli a prendere con la macchina, e così avvenne. Felice li aspettò fuori e li portò, adesso non me lo ricordo, insomma, terraferma, e scapparono, e poi dopo si sa, qualcosa hanno fatto assieme, eccetera, eccetera. Ma come ha fatto lei quando ha conosciuto per la prima volta Felice Maniero? Ma io l'ho conosciuto, dunque, allora, mi faccia fare un attimo. Allora, io l'ho conosciuto prima, perché andavo a ballare alla taverna, cioè a Fiesto d'Artico, e già lì c'erano i ragazzi, io dico i ragazzi, e quindi ci conoscevamo tutti. Io per un verso, loro per un altro, e inizia questa amicizia, e poi diventiamo complici. Ecco come nasce il tutto. Quindi Felice avrà avuto la mia età, 17-18 anni. Siete nati sempre nel 54. Mi ricordo, andavamo al Dolo, al Mucamo, al Morò, e poi andavamo alla taverna di Fesso, che non mi ricordo come si chiamava, beh, comunque, e lì inizia l'amicizia, la conoscenza, e poi si sapeva di uno dall'altro, ecco, questo è il concetto. E la prima parte di Veneto 1 con voi, assieme a Giampaolo Manca, termina qui. Io ringrazio per essere stato qui con noi in studio Giampaolo Manca, grazie Giampaolo, e vi do appuntamento per la seconda parte, sempre assieme a Giampaolo Manca e il suo All'inferno e ritorno, l'autobiografia in cui racconta 64, quasi 65 anni di vita trascorsa al limite. Domani seconda parte sui 97.500 di Radio Veneto 1, sempre alla solita ora. Restate con noi. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.